Benvenuti, oggi è sabato 15 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:13 e tramonta alle 18:06. La luna si leva alle 19:25 e cala alle 6:36. Oggi si celebra Santa Luisa. Il nome Luisa è di origine franco-tedesca e significa illustre combattente. Oggi 15 marzo è una giornata importante per tutti noi che compriamo beni e servizi. Si tratta della giornata mondiale dei diritti dei consumatori, che ci ricorda che abbiamo dei diritti e delle esigenze che devono essere rispettati e protetti. Questa giornata nasce da un'idea del presidente John F. Kennedy, che il 15 marzo del 1962 fu il primo leader mondiale a parlare dei diritti dei consumatori al Congresso degli Stati Uniti. Auguri a Sabrina Salerno, che compie oggi 57 anni. Cantante e showgirl genovese nota negli anni '80 con il nome d'arte Sabrina. Dopo aver vinto il titolo di Miss Liguria, debuttò in TV con Premiatissima e poi in musica con il singolo Sexy Girl. Il suo successo internazionale arrivò con l'album Sabrina e la hit Boys. Nel 1991 partecipò al Festival di Sanremo con Gio Squillo, cantando Siamo donne. Paul Pogba festeggia 32 anni. Calciatore francese cresciuto nel Manchester, si trasferì nel 2012 alla Juventus, dove vinse 4 scudetti consecutivi e si affermò come uno dei migliori giovani del mondo. Nel 2023 viene squalificato per doping dopo aver assunto un farmaco vietato in Italia. Il 15 novembre 2024 viene ufficializzata la risoluzione del contratto tra la Juventus e Pogba. Buon compleanno a David Cronenberg, che compie oggi 82 anni. Regista, sceneggiatore e attore canadese, considerato il maestro del body horror. Tra i suoi film più noti ci sono La Mosca, Videodrome, Inseparabili e Crash. Ha lavorato con attori come Viggo Mortensen, Keira Knightley, Robert Pattinson e Julianne Moore. Nel 2018 ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. La doppia R più celebre nel mondo delle 4 ruote, sinonimo di lusso ed eleganza, comparve sulle strade della vecchia Inghilterra all'inizio del Novecento. La storia della Rolls-Royce ebbe inizio con l'ingegnere inglese Sir Royce, che dalle gru passò a costruire automobili, fondando la nuova società il 15 marzo del 1906. Un successo che lo portò a diventare il principale fornitore della casa reale inglese. Ma sapete cosa si intende per moto di precessione? Ci stiamo riferendo al moto che la Terra compie attorno al suo asse. Per effetto della gravità, l'asse di rotazione terrestre si sposta proprio come una trottola, con un moto detto di precessione. Un ciclo completo richiede 25.722 anni, perciò la stella polare non sarà sempre situata quasi in corrispondenza del polo nord come oggi. Prima o poi il nord sarà indicato dalla stella Vega e chissà da quale altra stella. Buon weekend ai 12, inizia questo sabato in una maniera molto ma molto piacevole, con una luna che passa in bilancia dopo essere stata piena di aspetti con tutto lo zodiaco, in formali bellissimi. Andiamo a scoprire come andranno a incidere nello zodiaco, anche se Mercurio oggi decide di fare il capriccioso e di innescare il suo moto retrogrado. Ariete, è proprio nei vostri gradi che Mercurio ha una battuta d'arresto, quindi oggi prudenza con le parole in questo weekend, in cui dirne una di troppo, soprattutto in amore, visto che è congiunto a Venere, potrebbe risultare un po' esplosivo. Toro, giornata oggi molto interessante, quel Mercurio ha finalmente smesso di sussurrarvi dietro tutte le varianti possibili e farvi scervellare. Adesso godetevi una ritrovata pace, una grande serenità, anche perché Urano è in ottimo aspetto sia con Sole che con Saturno, ma anche con Plutone, quindi divertitevi con creatività, soprattutto in amore.
Gemelli, giornata oggi molto interessante. La luna si fa amica in bilancia e stabilisce un magnifico trigono che fa risalire l'umore e il cielo sembra sgombro. Il vostro Giove ha smesso di essere vessato e anzi oggi vi godrete l'inizio di un weekend molto sereno e piacevole. Cancro, la luna, dopo aver dato uno spettacolo grandioso ieri facendosi piena in Vergine, oggi è in quadratura. Tenderà un pochino di più a ricercare ossessivamente il bello e ad aggiustare le cose soprattutto negli affetti e in famiglia. Leone, per voi Leone, Mercurio, che sembrava amico e vi ha portato fortuna fino ad oggi, ha una battuta di arresto, per cui occhio a come vi esprimete, perché potrebbe non essere più semplice comunicare come prima. Attenzione all'ambito lavorativo, è lì che potrebbero nascondersi qualche fraintendimento molto determinante. Vergine, Mercurio è il vostro pianeta e anche se la Luna ha dato spettacolo ieri nei vostri gradi, oggi Mercurio paga lo scotto di un moto retrogrado che lo confonde un po' di più. Magari ci metterete del tempo ad avere risposte, passate questo weekend senza rovellare troppo sulle aspettative di alcune risposte determinanti. Bilancia, oggi la Luna è elegantemente ospite nei vostri gradi e dopo aver dato spettacolo ieri in Vergine forma degli aspetti stupendi con Plutone in particolare, rendendosi creativa e molto molto dinamica. Inizia un weekend di passione. Scorpione, oggi è una luna molto sensibile e percettiva, proprio perché ruotando nella vostra 12ª casa ideale vi sussurra una serie di strategie lavorative, ma tutto sembra quadrare e avete tutti i supporti possibili e immaginabili che vi aiutano moltissimo a gestire le cose in una maniera ottimale. Sagittario, la vostra giornata oggi inizia con un sabato all'insegna assolutamente della serenità e del divertimento. Come nelle più belle regole del weekend, avete lasciato i pensieri lavorativi a casa e la luna, che è diventata amica, vi accompagna dolcemente con il vostro mondo affettivo. Capricorno, inizio della luna in quadratura. È un weekend in cui siete veramente stanchi, è una luna che vi chiede assolutamente di riposare, mentre Mercurio, dalla sua pericolosa quadratura retrograda in Ariete, vi dice che è meglio tacere. Acquario, la giornata di oggi è una giornata abbastanza serena, anche se vi aspettavate qualche telefonata, qualcosa, un messaggio, una comunicazione che probabilmente tarderà. Il responsabile è Mercurio, proprio perché iniziate il suo motore retrogrado, ma voi che siete il segno del futuro siete talmente proiettati in avanti che non ci farete neanche caso. In amore, ottimo. Pesci, giornata oggi molto interessante, la luna ha terminato la sua fastidiosa opposizione, per quanto si sia fatta piena, è bellissima. Ora tutta la compagine planetaria si sta stringendo verso la fine del vostro segno e Sole, Nettuno e Saturno sono quasi congiunti, un'enorme potenza zodiacale che vi rende ancora una volta oggi molto forti. La Luna vi chiede però di vedervi meglio e con i ruoli che vi si addicono. Il Padrino è un film cult e una pietra miliare del cinema. Basato sul romanzo di Mario Puzo, lo scrittore italo-americano fino ad allora sconosciuto, il film racconta la saga di una famiglia mafiosa, ma senza mai nominare la parola mafia. Il successo fu straordinario e i produttori hollywoodiani capirono che il pubblico voleva qualcosa di più che il solito film tutto pallottole e sangue. Voleva una storia tragica e coinvolgente che mostrasse le diverse sfaccettature di Cosa Nostra. The Godfather debuttò a New York il 15 marzo del 1972 e divenne un fenomeno mondiale. Oggi vi parliamo di un modo di dire molto curioso. È successo un ambaradan. Ma lo sapete cosa vuol dire? Si usa per descrivere una situazione molto confusa, caotica, in cui c'è stato un pasticcio. Ambaradan deriva da amba
Aradam, il nome di un monte in Etiopia, dove nel 1936 si combatté una battaglia tra l'esercito italiano e quello etiope. Fu una battaglia molto complicata, con molti cambi di schieramento e di strategia, che alla fine vide la vittoria dell'Italia guidata dal generale Badoglio. Da allora Ambaradan è diventato sinonimo di confusione e disordine. Ha scritto il libro che ha scosso l'Europa del Settecento, proponendo una riforma della giustizia. È Cesare Beccaria, il filosofo e l'autore di Dei delitti e delle pene. Beccaria faceva parte di un gruppo di intellettuali illuministi che volevano migliorare la società. Così critica la crudeltà e l'arbitrarietà delle pene, sollevando un dibattito acceso che ha influenzato le riforme in molti paesi d'Europa. Ci salutiamo con la frase del giorno. Di tutte le bestie selvagge, l'ignoranza è la più difficile da trattare. E con il buon Platone diamo il via a un nuovo giorno all'insegna della curiosità e della conoscenza. Mi raccomando, continuate a seguirci. Io vi aspetto anche domani, come sempre. Quindi buona giornata dalla vostra Martina.